Ci risiamo, per l'ennesima volta brucia il campo nomadi di via Monte Seibusi a Paderno, periferia est di Udine. Nessun attentato o atto terroristico, ma la sciagurata idea da parte di alcuni ospiti dell'area demaniale di utilizzare un vecchio sistema per estirpare le erbacce senza sudare. 20.000 metri quadri di terreno bruciato, a fuoco non solo sterpaglie, ma anche rifiuti particolari come fibre d'amianto e pneumatici. Ancora una volta abbiamo detto in apertura del servizio, sì, perché l'abitudine da queste parti è di routine. Per smaltire le immondizie, gli ospiti dell'area demaniale, presente a cavallo del bivio VAT, pensano bene di sfruttare la massicciata per operare il loro intento. Già i treni arrivano in ritardo, se poi ci mettiamo l'alibi il gioco è fatto. Una cosa è certa, ogni intervento da parte delle forze dell'ordine predisposte alla sicurezza e bonifica dell'area è un costo per l'erario, dunque soldi che pagano i cittadini udinesi, non di certo gli ospiti dell'area demaniale. Il dado è tratto, caro sindaco Onsel, nel suo tour udinese, guardi bene questa zona, un'area dimenticata, una sorta di terra di nessuno, dove le leggi del bel paese vanno in fumo come i copertoni e le lastre di amianto vaporizzate e disperse in cielo nell'ultimo episodio. Siamo sempre in Italia, dove tutto è possibile e niente impossibile. A noi il voyeurismo non si addice, cosa dire ai cittadini della zona?